Meno tasse, meno spesa pubblica, sei d'accordo? Meno tasse, meno spesa pubblica è insito nell'indipendenza. Noi con un Veneto indipendente avremo la tassazione per l'imposta sui redditi non superiore al 20%, l'IVA al 10% e avremo soprattutto la possibilità di stabilire le tasse in funzione dei servizi, non essere derubati come avviene nell'ordinamento italiano, dove in violazione della norma costituzionale dell'articolo 53 che indica nella capacità contributiva il criterio di prelievo, noi vogliamo che il prelievo sia fatto in funzione dei servizi e quindi non avere residuo fiscale, si preleva quello che serve e quello che serve deve essere controllato dai cittadini e quindi chi non è in grado di fare questo se ne vada a casa. Il referendum non passa, che cosa fa Alessio Morosin? L'abbiamo già detto, noi domani stesso, se il referendum non passa, chiederemo lo scioglimento noi del Consiglio regionale, perché un Consiglio regionale che non ha la forza, la capacità, la responsabilità di assumere scelte politiche che gli competono, come in questo momento gli competono, con uno strumento che gli abbiamo messo noi in mano, deve solo andare a casa, lasciare spazio che c'è chi sa come condurre questa battaglia verso l'indipendenza senza timore alcuno nel rispetto della legittimità internazionale. Quindi siamo sulla strada giusta, dobbiamo esserne convinti, abbiamo gli strumenti, la forza, abbiamo la dignità, il rispetto, la conoscenza, quindi abbiamo tutto, possiamo farla. Il Partito Democratico parteciperà ai lavori? 5 minuti fa che eravamo di là, il Partito Democratico era ancora incerto se rimanere in aula al momento del voto o uscire. Questo dimostra che vi è poco senso della democrazia. Se io uso lo strumento della democrazia, qual è anche il voto in Consiglio, a seconda del fatto che mi giovi o non mi giovi dal punto di vista politico. Questa è una vergogna, il fatto che stiano discutendo oggi in Consiglio se votare o meno, quindi se essere presenti o meno, al solo scopo di trarne un vantaggio partitocratico è una doppia vergogna. Smentiscono il loro nome e smentiscono quello che è un atto di responsabilità che dovremmo assumere in funzione del mandato ricevuto dai cittadini. Il consigliere regionale Graziano Azzolin ha detto che oggi questa qui è una buffonata, lei come risponde? Ognuno risponde con le sue similitudini, vuol dire che lui è abituato a questo tipo di incontri. E quindi il fatto che loro dicono i veri problemi sono la famiglia, i giovani, il lavoro, che non c'entra niente? Noi lo sappiamo meglio di loro che questi sono i problemi, ma loro non hanno la ricetta, noi abbiamo una ricetta e la ricetta è quella dell'indipendenza. Se noi siamo indipendenti a tutti questi problemi, il motivo dell'indipendenza è un motivo identitario ma un motivo anche collegato alla realtà drammatica che viviamo e la realtà drammatica che viviamo dice che non c'è ricetta italiana che risolve il problema, la ricetta o è veneta o moriremo fallimentari con l'Italia, quindi o indipendenza veneta o morte italiana, questo è tutto.